La preoccupazione c'è, i nuovi contagi in Veneto crescono e anche velocemente. L'arrivo dell'inverno e del freddo poi porterà tutti a stare di più al chiuso con i relativi pericoli sanitari. Quanto ai non vaccinati, in Veneto sono il 15%, quasi 600.000 persone in età lavorativa. Non vaccinarsi è consentito, ricorda Zaia, manifestare anche, ma allora bisogna essere prudenti. Vediamo un sacco di cittadini senza mascherina ed è il vero problema. Cioè abbiamo un 15% della popolazione che per diversi motivi non ha la vaccinazione, non intende farsela e in un regime di libertà vanno rispettati, ma che comunque debbono quantomeno portare la mascherina. Mi preoccupa perché tu puoi manifestare ma almeno mettiti la mascherina. Il rischio di nuove restrizioni esiste, quello di tornare in zona gialla anche, sebbene al momento siamo lontani da questa ipotesi. L'appello è quello di non abbassare la guardia. Intanto nelle terapie intensive i numeri sono cresciuti, i ricoverati sono per il 73% non vaccinati, per il 27% vaccinati. Per verificare la protezione dei vaccini dai casi gravi, i numeri vanno letti così: su 1 milione di abitanti c'è un ricovero tra i vaccinati e 23 ricoveri tra i non vaccinati. Sono morti 84 non vaccinati e 17 vaccinati. Nella fascia tra 60 e 69 è morto un solo paziente con Covid contro 27, scusate, un solo paziente vaccinato contro 27 non vaccinati. Nell'ultima settimana, a partire dai primi novembre, abbiamo avuto una risalita anche piuttosto brusca che ci ha riportato ai livelli che avevamo a settembre. Infine nuove norme per la gestione dei casi positivi nelle scuole. Con un positivo tutti a casa, ma con tamponi negativi si torna subito in classe. Con 2 casi in classe i vaccinati restano, i non vaccinati seguono le lezioni a distanza. Con 3 casi tutti a distanza.